No, I'm not a writer. Bene, sono ancora di ritorno, ho trovato dei bravi tosati lì che sono stati un po' con me a vedere il drone. Vi saluto tosati, che gli ho detto si iscrivevano al canale anche loro, no? Dobbiamo zingarare un po' anche i toscani. Cavallo! Solo che io adesso ho l'eterno dubbio, cazzo proprio devo fermarmi, l'eterno dubbio del camperista, no? Cosa succede? Sono ancora bombo di acqua, pieno di acqua nel serbatoio, il camper pesa, cazzo. E l'unica era lavarsi adesso in modo da consumare tutta l'acqua, farsi una doccia di un'ora. E il problema è che dopo perdo tempo, no? Cioè sono già le 5 del pomeriggio, dopo non vedo più bei posti. Guarda qua che bello, guarda che borghetti. No, aspetta, stai guardando me, vabbè, adesso ti giro, Saluta capo, saluti! E ormai siamo esperti qua in montagna, i tornantoni col camperone. Guarda, vabbè, qua è collina, l'ho capito, però è fatta di salite ripide anche prima, Che poi se ci pensi è una cosa assurda, perché il mio camper è non so quante centinaia di chili e va via a sciopetton, dai, non mi posso lamentare. Oh, gli metto i 100 kg di acqua, morto il camper, ma che è una roba, è l'acqua che non so, non gli va giù, gli metterò vino, cazzo qua è anche ripido adesso, niente dai, mi fermerò a fare sta doccia. Ok, forse questa sarà un po' più impegnativa, sì decisamente, solo che adesso ho il camper scarico e chi se ne frega, e va via, sciopettone lui lì, bon. Allora, se sei nordico come me, la strada quella che viene da Bologna è semplicissima, mentre se fai questa qua è un po' impegnativa, insomma, però adesso la GoPro ovviamente non ti fa vedere la rapidità, ma ti confermo, insomma, ecco, dai, vedi. Vai camperino! Passo Muraglione. Aggiornamento, sono nella valle dell'Acqua Cheta e dovrei avere 4 mega ultra tornanti estremi più avanti, vabbè, vediamo. E mi ha dato un colpetto la riserva, cazzo, non so quanto dura adesso sta roba, sa che non rimango neanche a piedi col camper, porca troia.
speriamo di no, perché boh, siamo un po' altini, un po' fuori mano, vedi la profondità a destra, cazzarola, porca troia che robe, guarda che robe, vediamo dove abito io. Oggi no, però in questo preciso momento. Ah, ciao Vertigini, come state? Bene? A casa? Tutti bene? Sì. Guarda che spettacoli. Muraglione. Ah! Bene, allora i ragazzi hanno detto che è tutto in discesa, quindi speriamo bene, dai. Allora adesso tra un po' dovrei avere i famosi tornantoni che gli avevo detto porca di quella troia, però vabbè sono in discesa adesso, quindi chi se ne frega. Guarda che in salita va che avranno piegato bene il camperino, bravo, bravo, bravo! Vabbè, Yuri calmo e porca puttana, pensa a fare in salita questo, guarda che forse ho fatto robe del genere, minchia, cioè guarda, ma cazzo con la GoPro non capisci, però è un peccato, perché guarda che razza del cazzo è, 30% di discesa. E giro il camperino in derapage. No, non è vero un cazzo, però. Cane! Te piace quando canto, intenditrice. Oh, che bello. Wow. Ore 18:30. Il navigatore segnala le wacche! No, non segnala le wacche. Beh, te lo dico dopo cosa segnala. Guarda le wacche. Guarda Amy, le wacche bianche, che strane ste wacche, tutte dello stesso colore le hanno fatte, hai visto? Porca troia, sai che avevano finito i colori. Vabbè, allora il navigatore segnala un altro milione di curve e dopo basta, siamo sulla strada verso l'Emilia Romagna e dopo Veneto e là ritorno nell'area lavorativa, diciamo, no? Che poi oggi è domenica o sabato? No, è sabato oggi, spero, cazzo. Dimmi che è sabato e vai, è sabato. Aspetta, eccola. Allora, da questo momento sei dentro il Parco Nazionale Foreste Casertinesi, che fa da confine alla Toscana e all'Emilia. Ma che bello. Oh, di che non è bello? Guarda che stradine così un po' pittoresche. Cosa hanno messo qua? 3 vecchi hanno messo. Buongiorno, saluti. Guarda Amy che paesaggi. Ma tu hai voluto star là? Non vuoi più stare nel sedile qua con me? Ti perdi tutte le robe fighe? Capisci? Perché dopo te le faccio vedere in video, ma insomma. Nice. Comunque, sai che a volte uno può pensare che è un po' dura vivere in camper, nel senso, sai, dover andare a prendersi l'acqua e cazzi vari, no? Porca puttana, c'era una casa là abitata, in mezzo al nulla, dopo decine di chilometri di curve tornanti. Porca puttana, quelli quando vanno a fare la spesa vanno col bilico, non lo so, avranno i sotterranei con le scorte, incredible. Poi è gente che gli sta sul cazzo il mondo e dicono io mi isolo là, faccio l'eremita, non voglio vedere nessuno, coltivo la mia misantropia e via, fa che rima. Un borghetto! Ah no, è il cimitero. Ma è quello, no, ma non avevamo fatto questo è un altro cimitero nella curva, cioè che sta a indicare attenzione, curva pericolosa. Era un bel cimitero, e che era chiuso, non si poteva entrarci. Poi dove parcheggiavo la casa qua, guarda, c'era anche un parcheggio, sai, la gente ci arriva a piedi qua, sì. San Benedetto, aspetta, scala, va. Ma che bello!
belli sti guardarelli in legno, bellissimi. E anche il nonno là, al baula, vedi? Come parcheggi qua adesso? C'è una cosa, cos'è questo? Un coniglio? Porta il coniglio, ah no, è un cane. Ah, sì, è un cane. Mamma mia, che stupido, che stupido. Non ho fatto andare il drone quando ero in culo della miseria lassù. Porca puttana, eravamo altissimi. Cazzo, che merda. Sai che razza di riprese che venivano una roba stupenda, porca puttana. Porca, no, non ci ho pensato, che triste. Vabbè dai, pensiamo ad altro, pensiamo alle tette. Rotonde. Boh dai, sto già meglio. Ok, via. Guarda che roccioni. Ah, c'è ancora un po' di salita. C'è ancora la salita, sta in qualche posto. Accomodati, tac, eccola. Hai dentro un po' spazio, però. Che sburonauzza a destra. Che sburonauzza. Ecco perché tu hai voluto andare là, per non vedere lo sburonauzza. E qua non c'è un parking per far comunque fare come il vento. Per far dare una volata al dronetto. No. Salite estreme e niente volo per il mio drone. Dai, ve lascio passare. È stato bello cane pericoloso, vero? Un bel voletto col drone, dai. Non era alto dove eravamo là, però bisogna sapersi accontentare. Senti sti fischi che fischiano, no, i fischi che fischiano, e neanche i freni che frenano. Cioè sì, i freni frenano, ma i freni oltre a frenare fischiano. Vabbè dai, tanto a breve devo portarlo a far vedere al meccanico. I dischi davanti sono nuovi, le pastiglie sono nuove, i freni dietro sono nuovi, tutto nuovo. Bene ragazzo, abbiamo fatto una scorta talmente grande di verde che se vediamo dopo il rosso diciamo che cazzo è sta roba qua. Bene, siamo fuori dal parco, cioè tutto è come prima, però siamo fuori dal parco. È strano il concetto di confine, eh? Ti sarai mica annoiato? No, non devi annoiarti, cioè a vedere tutti i bei paesaggi, qua le montagne che scorrono. È rilassante, dopo probabilmente ti avrò trovato anche una musichetta tattica, oppure no, oppure avrò messo un tunz tunz, può essere. Amy, cosa dici? Non dovevi essere tu quella che curava l'audio, sai che io non sono capace. Portico di Romagna, guarda che simpatico anche questo paesino in mezzo al verde. Attento adesso. Attento, aspetta non stiro la vecchia. Oh, non ha! Sta in parte, non ha! La ciccia me la tiravo anche su, fa vedere, e là, non male, e il resto tutte vecchie, va in mezzo a strada, tutti i signori stanchi della loro vita che stanno in mezzo alla strada sperando che qualcuno gliela rimuova. Guarda che fa veramente bene le curve cane pericoloso,
È bravo cane pericoloso. Guarda, cara lei che controlla sempre tutto. Ma è un amore il cane pericoloso, è il mio amore, guarda che bella. Un castello là a destra, Amy. Un castello. Dai che magari vediamo se riusciamo anche ad andarci. Dov'è il castello? Oh, c'hanno tolto il castello. Amy. Cazzo, ti ho detto, tieni d'occhio il castello. Ma che roba, neanche a destra non c'è più. Poi l'hanno nascosto qua a sinistra, vediamo. Loro prendono e nascondono le robe. No, l'hanno tolto proprio. Cazzo, era bello grande. Che peccato. Abbazia di Sant'Andrea, sepolcro di non ho letto. Ah, eccolo qua. Eccolo che andiamo a vedere il castello. Anche a massa, castello. Vero cane? Castello. Eccolo là. Via, dai, parcheggia il bolide. Oh che bel castello, giro subito a vedere il castello. Dove cazzo parcheggia?